Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della memoria di Santa Maria in sabato. I testi sono dal Comune della Memoria e i salmi dal sabato della prima settimana del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. venite adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Inno delle lodi. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse, ci rendi nel tuo Figlio, e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace,
al Figlio e allo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto. Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, postriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amare di Davide tuo servo, non respingere il volto di tuo consacrato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni. Dio ha dato al Cristo il trono di Davide, il suo regno sarà senza fine. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche io loro sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Per questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Signore ha scelto, pensierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. La farò germogliare la potenza di Davide,
preparerò una lampada al mio consacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato al Cristo il trono di Davide, il suo regno sarà senza fine. Venite e ammirate le opere del Signore. Ha fatto cose stupende sulla terra. Dal libro del profeta Geremia. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto, non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me e dite: siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. È forse una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me? Anche io, ecco, vedo tutto questo, parola del Signore. Andate dunque nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, parola del Signore, e quando vi ho parlato con premura e sempre non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale voi confidate, e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò davanti a me come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla Regina del Cielo. Poi si compiono libazioni ad altri dei per offendermi. Ma forse costoro offendono me, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi a loro vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio, ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi.
È forse una spelonca di ladri per voi, questo tempio che prende il nome da me? Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Dai discorsi sulla Natività del Signore di San Proclo, vescovo di Costantinopoli. Si rallegrino in alto i cieli e le nubi facciano piovere la giustizia, perché il Signore ha avuto pietà del suo popolo. Si rallegrino in alto i cieli, perché quando in principio venivano creati, anche Adamo fu plasmato della terra vergine e apparve come amico e familiare di Dio. Si rallegrino in alto i cieli, perché ora è stata santificata la terra per l'incarnazione del Signore nostro e il genere umano è stato liberato dai sacrifici idolatrici. Le nubi facciano piovere la giustizia, perché oggi è stato tolto e perdonato l'errore di Eva per la santità virginale di Maria e per l'uomo Dio nato da lei. Oggi Adamo, dopo l'antica condanna, è stato liberato da quell'orribile e tenebrosa sentenza. È nato dunque Cristo dalla Vergine, dalla quale egli prese carne secondo il disegno che a lui piacque. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E perciò la Vergine divenne madre di Dio. Ma è madre vergine perché generò il Verbo incarnato senza concorso umano e conservò la sua verginità perché risaltasse il carattere miracoloso della nascita di colui che aveva così stabilito. È madre del Verbo divino secondo la natura umana, perché in lei si è fatto uomo. In lei ha realizzato l'unione delle due nature e da lei fu dato al mondo. Ciò rispondeva alla sapienza e al volere di colui che opera i prodigi. Dai padri proviene Cristo secondo la carne, dice il beato Paolo. Egli infatti è stato quale è ora e quale sarà e resterà. Si fece tuttavia carne per noi, amico dell'uomo, si è fatto uomo, ciò che prima non era. Ma si è fatto uomo rimanendo insieme a Dio, senza alcun cambiamento. È diventato quindi simile a me per amor mio, è diventato ciò che non era, conservando però quel che era. Si è fatto uomo e si è addossato la nostra attuale debolezza per renderci atti all'adozione filiale e concederci il regno dei cieli. Di esso ci renda degni la grazia e la misericordia del Signore Gesù Cristo. A Lui con il Padre e lo Spirito Santo e la gloria, l'onore e la potestà, ora e in ogni tempo e per tutti i secoli. Amen. Scenderà come pioggia sull'erba. La sua gloria riempirà la terra. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli sarà il Dio con loro. La sua gloria riempirà la terra. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. Precede l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola.
miei occhi provengono le veglie delle notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio Padre e lo voglio esaltare. Dio è prode in guerra, si chiama Signore. I carri del Faraone e il suo esercito li ha gettati in mare. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine. Si rappresero agli abissi in fondo al mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino. Se ne sazierà la mia brama. Sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li copri il mare. Sprofondano come bimbo in acque profonde. Chi è come te fra gli dei? Chi è come te maestoso in santità, Signore? Chi è come te tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendersti la destra, li inghiotti la terra. Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora. E lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato. Santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Per forte il suo e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Maria, sempre Vergine, Madre del Signore. Maria, sempre Vergine, Madre del Signore. Prega per noi che ricorriamo a te. Madre del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, sempre Vergine, Madre del Signore. Nel ricordo di Maria, che intercede per noi, cantiamo a Dio Salvatore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. ti servilo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio
Nel ricordo di Maria che intercede per noi, cantiamo a Dio Salvatore. Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera. Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, Liberaci dalla corruzione del peccato. Salvatore nostro, che hai voluto tua Madre ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, Fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, Concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gloria, alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, la benedetta Vergine Madre, prega con noi. Tu l'esaudisci, tu la coroni, solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Accostiamoci con fiducia all'altare del Signore, ricordando la messa votiva in Santa Maria del Sabato e chiediamo umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Perdono, Padre, le colpe dei Tuoi figli e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Madre del Tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Risoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Alleluia, alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti.
Parola del Signore. Abbiamo sentito questa parabola potente, ma io questa mattina, prendendo lo spunto da San Paolo che dice vi esortiamo a progredire ancora di più nell'amore, ho pensato di sottolineare questo aspetto dell'amore. Ecco, come avete sentito all'inizio San Paolo dice, rivolto alla comunità cristiana di Tessalonica, riguardo all'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriva, voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, ma vi esortiamo a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace. Molto bella questa esortazione di San Paolo. Sempre nella lettera ai Tessalonicesi, San Paolo invita a crescere nell'amore con queste parole: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. E in altre lettere esorta: gareggiate nello stimarvi a vicenda e al di sopra di tutto vi sia la carità, che è la perfezione della legge. E poi, come sapete, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, dal titolo Inno alla carità, San Paolo esalta la carità con queste parole: la carità è paziente, la carità è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Noi ci inoltriamo nella Sacra Scrittura e vediamo che l'amore sta al centro di tutto l'insegnamento di Gesù. Al dottore della legge Gesù risponde che amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, amare il prossimo come se stessi, non c'è comandamento più grande di questo. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Inoltre, come sappiamo, Gesù ha donato il suo comandamento, il comandamento nuovo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E in un altro passo del Vangelo Gesù afferma: fate anche voi come fa il Padre vostro che è nei cieli, che ama sempre, ama tutti e fa sorgere il suo sole sui buoni e i cattivi e i giusti e gli ingiusti. Questo cammino tracciato da Gesù, questa vita di amore che Gesù ci ha insegnato, non è sempre facile vivere. Come dicono gli studiosi, noi portiamo le conseguenze del peccato originale e siamo più inclini al male che al bene. Per questo il Signore ci esorta a vigilare, a pregare sempre, senza stancarci, perché possiamo vincere il nostro egoismo, la nostra superbia, il nostro uomo vecchio, come dice San Paolo. Entrare per la porta stretta, come dice Gesù, e per essere un giorno proclamati beati, come abbiamo sentito poco fa nel Vangelo. Ecco, bisogna sempre andare a finire il fine. E il fine è questo, che chi segue veramente il Signore con tutte le forze, mettendo in pratica la sua parola, arriva a questo punto. Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Chiediamo aiuto alla Beata Vergine Maria, che oggi ricordiamo, e a San Francesco, perché come Maria, come Francesco, possiamo mettere in pratica la parola di Dio ed essere beati.
Fratelli e sorelle, il Signore arricchisce la nostra vita di molteplici doni. Preghiamo perché ci aiuti a valorizzarli a beneficio nostro e dei fratelli. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Manda, o Signore, alla tua Chiesa uomini e donne capaci, con la parola e l'esempio, di stimolare la crescita e lo sviluppo umano e cristiano dei tuoi fedeli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Aiuta tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e di ogni regione della terra a formare una sola famiglia nella valorizzazione delle ricchezze proprie di ogni popolo e di ogni cultura, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Assisti coloro che cercano lavoro perché possano realizzare il fondamentale diritto all'autonomia e alla dignità personale, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti vengono disprezzati e umiliati a motivo della loro fragilità fisica, psichica e morale, perché possano trovare dentro di sé una fonte sempre viva di dignità e di forza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui presenti e per i nostri cari, affinché cresciamo nello spirito di accoglienza e di amore fraterno, soprattutto verso i più poveri, i più fragili e i più indifesi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo il Signore per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Francesco per i nostri novizi che fra poco faranno la loro professione e anche per i loro familiari. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nella tua bontà hai fatto bene tutte le cose, infondi in noi sentimenti di speranza e di fiducia per affrontare generosamente la vita quotidiana nella continua ricerca del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglioci, Signore, ti sia gradito. Ciò che oggi si compie. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. La pace sia con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Canto, pagina 81. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo. Resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore del cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che, venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la memoria della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, con voi e con tutti rimanga sempre. Nel nome di Gesù e di Maria andate in pace. Canto, pagina 122. O
Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno sabato 30 agosto, Santa Faustina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui che invece aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, hai consegnato 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci racconta la storia di un padrone che affida ai suoi servi dei talenti, cioè delle monete preziose. 2 li fanno fruttare, uno invece per paura lo nasconde sottoterra. Alla fine il padrone rimprovera il fannullone, ma non perché ha avuto poco, ma perché non ha fatto nulla con quello che aveva. Quante volte anche noi, nella vita di tutti i giorni, sotterriamo i nostri talenti per paura di sbagliare, di essere giudicati o semplicemente per pigrizia. Scegliamo la strada più sicura, non provarci. Rimandiamo un'idea, evitiamo una responsabilità, teniamo per noi una parola buona che poteva aiutare qualcuno. Ma Dio non ci chiede di essere perfetti o di aver successo, ci chiede di fidarci e di muoverci. Anche un piccolo passo fatto con amore ha valore. La buona notizia è che non è mai troppo tardi per iniziare a far fruttare i doni ricevuti. Anche oggi possiamo farlo, con gesti semplici, un ascolto sincero, un aiuto concreto, un progetto in cui muoviamo il primo passo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e a voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo, e a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo Beppi, bravo. Bravo. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli
sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina, Preghiera a San Michele Arcangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle schiere celesti, difensore della luce divina, tu che combatti le tenebre e le insidie del male, proteggi noi, tuoi umili servitori, da ogni pericolo che minaccia la nostra anima. Custodisci il nostro cuore con la tua spada, guidaci nel cammino della fede, allontanaci dalle tentazioni e dagli inganni del maligno. Con la tua forza rendici saldi nella verità, pieni di coraggio nella lotta e capaci di amare con un cuore puro e sincero. San Michele, difendici nell'ora della prova, illumina il nostro spirito con la luce di Dio e intercedi per noi, affinché possiamo vivere sotto la protezione del suo amore, oggi e per sempre. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore.
Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato.
ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia,
Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Tu sei la guida, sei la mia via. Con te vicino non ho più paura. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Mi sveglio e sento la tua presenza, sei tu che doni pace e speranza. Ogni mattina il tuo amore è lì, che mi accompagna lungo i miei giorni. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Cammino il mondo col tuo respiro, dentro di me il tuo spirito vivo. Non c'è più buio, non c'è più notte, perché il tuo amore mi illumina forte. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, buon fine settimana a tutti, Dio vi benedica sempre, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impegnarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore,
mi hai consegnato 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 30 agosto 2025, sabato della 21ª settimana del tempo ordinario e giornata di preghiera dedicata a San Michele Arcangelo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a celebrare una giornata speciale, la giornata di preghiera dedicata a San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti, il difensore della Chiesa, colui che guida la lotta contro le potenze del male. La tradizione angelica ci offre una frase celebre di San Michele Arcangelo, chi come Dio? E questa frase ci ricorda che la vita del cristiano non è una strada facile oppure senza contrasti, ma è una continua battaglia spirituale dove siamo chiamati a scegliere ogni giorno chi vogliamo servire, Dio o noi stessi, la luce o le tenebre. Vedete, fratelli e sorelle, questa giornata di preghiera ci sprona ad alzare lo sguardo, a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà e a confidare sempre nella forza che viene dall'alto. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo, Paolo ci offre un consiglio prezioso e leggiamo dalla prima lettura. Voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, esortandovi a vivere in pace, a occuparvi delle vostre cose e a lavorare con le vostre mani. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima lettura San Paolo Apostolo non parla di grandi imprese eroiche, ma di vita quotidiana. E qui ci invita ad amare concretamente, a vivere in pace, a lavorare con semplicità e onestà. Vedete, in un tempo come il nostro, segnato da tensioni, da frenesie e da ricerca di apparire, queste parole di San Paolo Apostolo sono rivoluzionarie. In questa lettura Paolo ci sta ricordando che la santità non si gioca nei grandi gesti straordinari, ma nel quotidiano, nel modo in cui trattiamo la famiglia, i colleghi, i vicini di casa. Vedete, tutti noi dobbiamo imparare ad avere fedeltà alle responsabilità che ci sono affidate, all'onestà con cui affrontiamo il nostro lavoro, perché è proprio lì che si misura l'amore del cristiano. E se ci pensiamo è la stessa lotta di San Michele Arcangelo, perché vincere il male non significa solo combattere battaglie eclatanti, ma scegliere ogni giorno la via del bene, anche nelle piccole cose quotidiane. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ascoltiamo la parabola dei talenti.
In questa lettura del Vangelo Gesù racconta di un padrone che affida ai suoi servi dei doni e poi torna a chiedere conto di come li hanno utilizzati e dice a quei due che sono stati fedeli: sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Carissimi fratelli e sorelle, in questo passo che abbiamo appena letto c'è un messaggio fortissimo. Dio non ci chiede cose impossibili, ma la fedeltà nel poco. Non ci giudica su ciò che non abbiamo, ma su ciò che abbiamo e su come lo usiamo. Vedete, a volte anche noi pensiamo che per servire Dio dobbiamo compiere grandi gesti eroici, ma la verità è che Dio guarda come sappiamo vivere la nostra quotidianità, ad esempio la pazienza in famiglia, l'onestà nel lavoro, la carità verso chi soffre, il perdono che sappiamo donare. Carissimi fratelli e sorelle, questa parabola di oggi ci mette anche in guardia. Il servo che nasconde il talento per paura, che non osa rischiare, alla fine viene rimproverato. Quante volte anche noi facciamo lo stesso, per paura di sbagliare, per paura del giudizio degli altri. Preferiamo non impegnarci, non rischiare, tenere nascosto il dono che abbiamo ricevuto. Ma Gesù ci dice oggi che il vero errore è proprio questo: non provare, non donarsi, non usare ciò che Dio ci ha dato per costruire il bene. Carissimi fratelli e sorelle, oggi nella giornata di preghiera dedicata a San Michele Arcangelo, tutti noi dobbiamo sentirci incoraggiati a combattere una battaglia spirituale quotidiana, che non è una battaglia fatta di spade oppure di rumori, ma di scelte fedeli, piccoli ma costanti. Vedete, chi tra di voi è andato nella grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia sicuramente ha notato una frase nella grotta che dice che San Michele ci ricorda che Dio è più forte del male e che il Vangelo apre la strada alla gioia eterna. Allora, fratelli e sorelle, oggi in questa giornata di preghiera chiediamo a San Michele Arcangelo la grazia del coraggio, la grazia di non lasciarci vincere dalla paura oppure dall'indifferenza, e chiediamo di avere uno sguardo limpido per riconoscere i doni che Dio ha messo nelle nostre mani e soprattutto un cuore pronto a spenderli con generosità, anche se ci sembrano pochi, perché alla fine della vita, fratelli e sorelle, il Signore non ci chiederà quanto siamo stati grandi agli occhi del mondo, ma quanto siamo stati fedeli nel poco che Lui ci ha affidato. Allora viviamo l'amore reciproco, custodendo la pace, lottando ogni giorno contro l'egoismo e scegliendo sempre il bene, affinché anche noi possiamo sentire quella parola meravigliosa che il Vangelo ci ha fatto ascoltare oggi: prendi parte alla gioia del tuo padrone. Affidiamo, fratelli e sorelle, nelle mani di San Michele Arcangelo tutti noi, tutte le nostre famiglie, le nostre intenzioni, gli ammalati, i sofferenti, i bambini, i giovani, gli anziani, tutti coloro che sono nelle case di riposo, le donne maltrattate, violentate, uccise, per tutti coloro che ci chiedono preghiere, per i carcerati e per la pace nel mondo. Affidiamo nelle mani di San Michele Arcangelo tutte queste nostre intenzioni, chiedendo la grazia che siano portate al trono dell'Altissimo Signore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 30 agosto 2025, sabato della 21ª settimana del tempo ordinario e giornata di preghiera dedicata a San Michele Arcangelo.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio.
Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Fin dall'inizio dei tempi, gli animali hanno popolato i racconti più antichi, custodi di simboli e misteri, e nella Bibbia ciascuno di loro rivela un volto della creazione.
I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, il libro di Filippo Ortensi, ti accompagna in un viaggio affascinante tra le creature straordinarie della Bibbia, per riscoprire la nostra profonda connessione tra l'uomo, la natura e il divino. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, un'opera che unisce cultura, spiritualità e amore per la vita, perché ogni creatura racconta una storia. Potete richiedere il libro alla Fraternità di San Francesco, Edizioni Francescane, scrivendo all'indirizzo casatau@ordinefrancescano.it oppure tramite telefono 02 56 56 78 24. I 1000 volti della creazione, la Bibbia e gli animali, il libro di Filippo Ortensi. Pensiero di Padre Pio di oggi. Nessun peccato è tale se non è commesso con la volontà. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare
per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata di Dio. Seguiamo Maria e lasciamo che nel nostro cuore sbocci un sì, pieno di fede e di sereno abbandono tra le braccia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso,
La visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria, dopo l'annunciazione, resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Decide di andare da Elisabetta. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Se non ho denaro sono niente, così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza, ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes semplentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera della famiglia. Signore che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vedere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile ai bisogni di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto,
nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, sabato 30 agosto. Oggi Gesù ci parla del chicco di grano, è lui il chicco di grano, che se muore porta molto frutto. Ma in questo chicco di grano che muore c'è un affidamento totale. Perché? Perché questo seme che è gettato ha bisogno di tutto, non può più badare a se stesso. Ha bisogno di essere innaffiato, ha bisogno che la terra sia concimata, ha bisogno che quando spunterà la piantina sia protetto dagli uccellini che vengono subito a beccarlo. E cioè questo seme decide di affidarsi, ed è il mistero di Dio. Dio ha deciso di affidarsi. Si affida a me che sono un sacerdote, si affida a un cristiano che è tempio dello Spirito Santo, si affida a una coppia di sposi che sono segno dell'amore di Dio. E cioè Dio si affida nelle nostre mani. È il segno che noi viviamo nella comunione. Ed è un mistero grande, perché io non mi fiderei di me stesso, io non mi affiderei a me, né mi affiderei forse a tanti altri, ma Dio che ama sceglie di affidarsi. Allora possiamo sentirci amati davvero fino in fondo. Possiamo anche ritenere però che abbiamo un compito grande, e cioè quello di custodire questo seme che muore per dare frutto. Buona giornata. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail e telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro,
nei secoli dei secoli. E per Adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. Padre Stefano, Fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina la Divina Misericordia, stessa solfa. Si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro Si amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: la Veggente Visca, i Veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, che più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio. Un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato
impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inizia la novena a Maria Bambina. Quest'anno ripropongo la novena fatta qualche anno fa. L'argomento è questo: le virtù tipiche dell'infanzia spirituale viste nella vita della Madonna. La novena di Maria Bambina è il tempo propizio per rinnovare la nostra vita spirituale, per rinverdirla, per ritrovare lo slancio perduto. Rivolgendosi alla Madonna, Sant'Anselmo scriveva: «O donna piena e sovrabbondante di grazia, ogni creatura rinverdisce, inondata dal traboccare della tua pienezza». Irrorati da questa pienezza di grazia, anche la nostra anima rinverdirà e sbocceranno i fiori delle più belle virtù. La festa di Maria Bambina è stata scelta come festa particolare da Suor Consolata Betrone per tutte le piccolissime, ovvero per tutte le anime che seguiranno la spiritualità della piccolissima via da lei percorsa. Tale via si distingue per l'incessante atto d'amore e vede in Maria Bambina il modello sublime da imitare. Scriveva il padre Lorenzo Sales, direttore spirituale di Suor Consolata Betrone, che tale opera, ossia l'opera delle piccolissime, nacque ufficialmente nel primo venerdì di settembre, durante la novena e in prossimità della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Il significato della provvidenziale coincidenza è ovvio. Un'opera che Gesù stesso qualifica per meravigliosa, di così grande e universale importanza per la salvezza e la santificazione delle anime, non poteva sorgere senza un segno e un pegno di protezione da parte di colei il cui nome, insieme con quello di Gesù, forma l'invocazione incessante delle piccolissime. Fu dunque volontà di Dio che l'opera nascesse in tale circostanza di tempo, quando la Chiesa si prepara a festeggiare il giorno in cui la più alta delle creature apparve piccolissima sulla terra, e non solo piccolissima nella sua umanità, ma soprattutto in spirito. Anzi, soltanto la Vergine poté in realtà farsi piccolissima, lei che era grande agli occhi di Dio. Mentre noi che abbiamo contratto la colpa, per quanto crediamo di abbassarci, non arriveremo mai a quella piccolezza, a quella nullità in cui ci troviamo davanti a Dio. Possiamo anche aggiungere che lei sola, Maria Santissima, fu vera e perfetta piccolissima, anche nel senso particolare di cui qui si tratta, perché ella sola fece realmente della sua vita, dal primo all'ultimo istante, un incessante atto d'amore verso Dio e di carità verso il prossimo,
in un continuo sì alla volontà di Dio. Ecco perché il cuore di Gesù volle che l'opera nascesse nel primo venerdì di settembre, come un fiore sbocciato ai piedi della celeste bambina, a raccogliere la rugiada del suo primo sorriso, a riceverne il calore della sua prima benedizione, come pegno di riuscita e di perenne durata. Poteva Suor Consolata, nel suo tenerissimo amore per la Vergine, non rilevare tale circostanza, non sentirsi intimamente e irresistibilmente spinta a consacrare le piccolissime, oltre che al cuore di Gesù, anche alla Madonna? Scrive infatti Suor Consolata: poiché la prima di queste anime si è consacrata fra le piccolissime oggi, primo venerdì di settembre, novena della Natività di Maria Santissima, l'8 settembre le abbraccerò tutte in spirito, le piccolissime di tutti i secoli, e tutte deporrò presso la celeste culla, consacrandole a Maria Bambina. O ella le proteggerà, le prediligerà, le terrà sotto il suo manto, sempre, proprio come fa con Suor Consolata, e le piccolissime ameranno tanto la Madonna, perché l'atto incessante d'amore che offrono a Gesù è anche per Maria Santissima. Quando cantiamo il Magnificat, ripetiamo queste parole: perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Con questo versetto la Madonna riconosceva tutta la sua piccolezza di creatura di fronte all'infinita maestà di Dio. Si riconosceva piccola di fronte a Dio, ed è questa la vera e profonda umiltà. San Giovanni Paolo II, durante l'udienza generale del 6 novembre 1996, commentando il Magnificat, così diceva: di fronte al Signore, potente e misericordioso, Maria esprime il sentimento della propria piccolezza. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Con simile espressione Maria rende nota la sua consapevolezza di essere piccola davanti a Dio, che con decisione gratuita ha posato lo sguardo su di lei, umile ragazza di Nazaret, chiamandola a divenire la madre del Messia. Sull'esempio della Madonna dobbiamo anche noi riconoscere con gioia tutta la nostra piccolezza e la nostra totale dipendenza da Dio. Sia questo il primo proposito di questa novena. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena Maria Bambina composta da San Giovanni Eudes. Santa Bambina, della regale stirpe di Davide, regina degli angeli, madre della grazia e dell'amore, io ti saluto con tutto l'affetto del cuore. Ottienimi dal Signore di amarlo con generosa fedeltà in tutti i giorni della mia vita. Ottienimi ancora una tenerissima devozione verso di te, che sei la primogenita dell'amore divino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Bambina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?